Grazie tantissime e grazie a tutti gli intellettuali di cui abbiamo bisogno, perché, come diceva Paolo, un grave errore è stato quello di ridurre la politica a slogan, alla semplificazione e al eliminare tutto, diciamo, un approccio invece di tipo dei contenuti e di spessore. Noi altri, da questo punto di vista, e passo al mio intervento, abbiamo invece organizzato questa giornata proprio per creare un primo documento, una base di discussione. O potete trovare il banchetto, lo mostro velocemente, chiedo scusa dopo. C'è un punto di vista, un gruppo di lavoro del Movimento Veneti che ha dato alcune risposte, alcune interpretazioni nell'auspicio di una convergenza di tutti i Veneti, di tutte le realtà, perché il Movimento Veneti nasce per questo, per unire i Veneti e per auspicare una convergenza politica. Questa è una relazione che potete trovare con basta una semplice donazione volontaria e dà la risposta anche ai problemi spiccioli di ogni giorno. Cambia cosa succede alla mia pensione, cosa succede ai rate del mio mutuo, dà la risposta anche appunto alla contestazione della cosiddetta intelligenza. Dobbiamo diventare noi altri intelligenza, perché non possiamo delegare il pensiero a quella che fin adesso è stata una classe intellettuale rigidamente giacobina, chiamiamola col suo nome, con una tradizione quindi anche assolutamente illiberale da questo punto di vista, e dobbiamo con orgoglio ritrovare questa diciamo, dignità intellettuale, questo spessore. Oltre a questo, che c'è altra documentazione del movimento, una brochure molto bella, appena fresca di stampa, in cui si spiega anche i recenti casi internazionali e si illustra i casi di successo di alcune nazioni che negli ultimi anni hanno conquistato l'indipendenza, vedendo quella che è la strada per noi altri veneti e quanto che questa strada si coniuga col termine felicità. Quindi è ragione dell'indipendenza. Indipendenza della Venezia, innanzitutto è una riforma politica conveniente, che me ne conviene, in modo molto semplice, perché è più facile da ottenere. Adesso, finalmente, storicamente, potremo ottenerla, e tutti i popoli che hanno iniziato questo processo, la ottenista, oserebbero ottenerla molto rapidamente. Perché è una riforma facile? Un semplice calcolo, un conto diciamo, molto banale di aritmetica, perché per ottenerla mi basta, nella peggiore delle ipotesi, poco più di 2 milioni di voti contro 25 milioni di voti che me ne servirebbe per ottenere altri tipi di riforme che la quasi totalità dei partiti, anzi la totalità dei partiti presenti attualmente nelle istituzioni, anche veneti, propone. Allora, cosa vuol dire? 25 milioni di voti se il numero dei votanti che ha diritto di voto nella Repubblica Italiana, che dovrebbe approvare una riforma di tipo costituzionale attraverso un referendum approvato dal Parlamento con una maggioranza dei 500 parlamentari su 1000, un parlamentare su 2, no? Che possa approvare la cosiddetta autonomia del Veneto o il federalismo. Un'ipotesi ancora più tremenda è che venga votata invece da 2/3, 2 parlamentari su 3, che approve questo progetto. Insomma, non mi pare una cosa molto semplice che i parlamentari del Campani, ma anche molti parlamentari veneti, emiliani, toscani, di colpo si converta sulla via di Damasco e ne riconoscano agli altri veneti l'autonomia e il federalismo, posto per assurdo che possa andarmi bene. Se invece decidiamo di percorrere la strada verso l'indipendenza, in fin dei conti mi basta che o decidiamo solo che noi altri veneti. Siamo d'accordo noi altri? È più che sufficiente. Perché? Perché legalmente vige alcuni aspetti fondamentali. Primo, principio di autodeterminazione dei popoli, ratificato da 30 anni dallo Stato italiano, con la legge 881 del 1977 che ha recepito il patto internazionale di New York e che prevede al suo interno,
chiaramente il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Legge dello Stato, diritto internazionale con valore giuridico superiore alla Costituzione, ben inteso. A maggior ragione superiore alla Costituzione per un paese come l'Italia che aderisce all'Unione Europea, che aderisce a consessi internazionali come l'ONU e che quindi si è tenuta a recepire il diritto internazionale, a farlo proprio e a porlo in essere nel momento in cui noi altri veneti decideremo di autodeterminarsi. Definizione giuridica di popolo veneto. Noi altri veneti siamo anche avvantaggiati rispetto ad altri popoli. L'articolo 2 della legge 340 del 71, che recepisce lo statuto della regione Veneto, ne definisce popolo veneto e dice che abbiamo diritto all'autogoverno nelle forme e nei modi rispondenti alla nostra storia, alla nostra cultura. Ecco, quindi la legge italiana, da questo punto di vista, cita il popolo veneto. Questo ha smentita sempre quella famosa intelligenza di cui parlavo prima, che dice che i veneti sono italiani. Attenzione, perché allora la legge italiana si sente in dovere, noi altri e i sardi, siamo gli unici che hanno questa particolarità, si sente in dovere di citarmi. Terzo punto, fino all'anno scorso dire queste cose comportava l'ergastolo, anzi, correggo, comportava, diceva il codice penale, l'articolo 241 del codice penale allora, dell'allora codice Rocco, codice fascista degli anni 30, e ancora usato dall'Italia. Più di qualcuno qua probabilmente che ne sa qualcosa, 10 anni fa avevo dei problemi per questo tipo di leggi. Se qua mia mamma e papà si ricorda che si arrivava a trovarmi i signori della polizia a casa perché si diceva ste robe, no? Bene, solo l'anno scorso e per un dovere internazionale, perché in un qualche modo la pressione che l'Unione Europea faceva sulla Turchia perché recepisse delle norme più leggere sui reati d'opinione, ha coinvolto in forma indiretta anche l'Italia, che ha detto, boh, che facciamo fare i turchi, ma ti Italia, vedi eliminare questo vergognoso reato di opinione contro la personalità dello Stato e che prevede per chiunque esprima opinioni contro l'integrità territoriale dello Stato addirittura la pena di morte, asterisco, la pena è tramutata in ergastolo. Bene, ora questa è diventata politica. È diventata politica in un modo così forte che abbiamo ricevuto i saluti di molti rappresentanti politici veneti importanti. Fino a qualche anno fa già era qualcosa di incredibile questo tipo di azione politica. Oggi la storia la fa diventare il futuro della politica veneta, l'argomento di discussione sull'agenda politica veneta da qua a brevissimo anni, a pochissimi anni. Dopo la legalità vedremo il fatto che del processo storico un grandissimo numero di paesi, popoli e stati oga conquistare l'indipendenza in tempi recenti o la sta conquistando molto rapidamente con dei processi democratici o che ha sviluppato forme avanzate di autogoverno propedeutiche o che anticipa proprio l'indipendenza. Catalogna, Paesi Baschi, Baviera, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Bretagna, Savoia, Corsica, Fiandre, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Tirolo, Montenegro, Quebec. Chi manca? Solo che noi altri.